La prima roba che mi ha colpito della serie 33 Sedis è stata proprio la proposta e quindi quel di realizzare una specie di disegno tridimensionale dall'osteria e fa partecipare quindi spettatori all'interno dalla scena. Una lingua, qualsiasi lingua per poter essi vivere dalla società di UE, ascuni essi tali tecnologie. Non possiamo pensare pertanto che il Furlan, come che altre lingue minoritarie, non vedono di partecipare, no, anche di queste richieste. Il spettatore non è poi un elemento esterno alla scena, ma proprio tale all'interno. E essendo all'interno di un'osteria dagli anni 60, è all'interno anche della lingua furlana, di una lingua furlana che anche volta sicuramente era in chiamò poi originale di che è come. E quindi il spettatore al giova se di disegno di un plaisir visivo, di un plaisir di partecipazione, ma soprattutto di una specie didattica che è relativa a una lingua che abbiamo veduto proprio dagli anni in che modo che era ben chiacchierata. Nos dà pochi cartucci di sparano, sim come una grande lingua che fa tantissimi robis e qualcuno giuste e vignerà fuori. No, andiamo pochi, quindi vendi falis da urman justis. E quel che è un progetto che è arrivato a farlo, anzi, è il primo, se non dei primi progetti di queste tipologie di serie, no, fatte in 3D. Il fatto che sia di per Furlan nos fa capire insomma, che abbiamo arrivato a contribuire a un progetto un lavoro importante, non solo per il Friuli, ma anche fuori dal Friuli e sono sicuro, vi lo veduto, che appassionerà anche fuori. Mi viene al chiaffo un modo di ecclesiastica, fa il bene non si sbaglia mai. In quel caso qui il disares a fa ben non si sbaglia mai. Infatti hanno fatto un lavoro bene il loro lavoro e vi ho detto i risultati sono un lavoro interessante. Non si lascerà amico come chians, e stanno che queste serie hai girate no, in una osteria, a pensi che questo sia il miglior modo di per descriverle e anche per descrivere ciò che al succede.